Sarà durissima, una gara sfavorevole. Partiamo 18esimi. Proviamoci, abbiamo solo la mano davanti, che bello. Subito il Cume si butta, ragazzi, ricordo che questa è la carriera cumendiana, anche se c'è Verstappen. Vi ho già spiegato quali sono le modalità per andare in un'altra scuderia a fine campionato, da mostrare davanti a quel pilota. Tipo, se siamo davanti a Bottas, possiamo... Mamma mia. Possiamo usare Bottas come pilota. Vabbè, qua tagliata cumendiana per non ammazzarmi con Nasdaq. Piccole licenze poetiche cumendiane. Abbiamo Jenson Button, il Cume va per campi, niente, c'ho Silverstone con le moto, vado anche abbastanza bene. Con la Formula 1 ho sempre fatto schifo, dal lontano 1997. No, ma porca miseria. Fiori Distriction del derby cumendiano. Vabbè raga, a Silverstone ci sta tutto, Fiori. Hashtag il Cume a Silverstone un po' tutto. Ah, Dio mio, che primo giro di merda che ho fatto. Mi superano tutti. Vai Cume, c'è lotta, c'è bagar pura. Tipica bagar Cume. E il Cume si butta. Crazy Cume. Questo è un buon sorpasso. Ten place. C'è Nasdaq adesso dietro. C'è Nasdaq che rompe i maroni. Strano. Dai, speriamo nel bagarotto stile Austria. Come che non stiamo andando male? Come non stiamo andando male adesso? Se giravo così in qualifica forse mi qualificavo meglio del 18esimo posto. Attenzione Nasdaq. Il solito Nasdaq va su e giù come la borsa. Come la borsa americana. Fioi. Mi risupera Button. Bel duello, però anche se insomma sto ammazzando un po' di avversari, però ho classe nel colpire gli avversari. Questo me lo dovete lasciare, Fioi. Dai Cume, dai. Possiamo arrivare in zona punti, crediamoci. No. Mamma che lotta con l'inglese. Siamo nel corso del secondo giro. Silverstone proprio non mi piace, come mai piaciuto. Dai come questa è la tua staccata, la staccata come il dio. È leggermente lunga. Leggermente lunga. Vai, superami porco, vai, bravo. Come già? Ah sì, giusto. Oh, non ho toccato Button, che strano che è uscito. Bandiere verdi da qualche parte, è successo qualcosa, forse. Vediamo un po'. Sì, problemi. Problemi per Nicolino. Siamo al 9° posto, godo. Però mi stupera Nasdaq. Sbaglio qua, ho sbagliato io. Nasdaq si riprende la 9ª posizione. Per Rosberg sfortunato però, molto sfortunato Nicolino. Anche per Hamilton, problemi anche per Hamilton, vaffanculo Gigi. Vaffanculo Gigi. Mamma quanti incidenti. Ma che minchia sta succedendo? Sta succedendo di tutto. È successo il finimondo. Rosberg è ancora rimasto come un deficiente in pista che serve la macchina andata. Perfetto. Adesso vediamo quanto ci mette il porco. Dai, vecchio, su.
bello il progresso dell'achievement, che bello. Vai veloce. Vai veloce. Vai subito. Really good, really good. 7th place. Probabilmente 8th place. 8th place. Vediamo se recupero una... Ho recuperato 2 posizioni forse. Oh yes. Qualcuno ha fatto veramente la mossa geniale. Ottima strategia. Standard. Cioè, mamma mia. Mary. Beh, Mary nono, ragazzi, è incredibile. Giampaolone Mary, incredibile. Buono. 2 giri alla fine. 2 laps remaining nell'inglese comendiano. Signori, anche l'8º posto va benissimo. Non avrei mai pensato a inizio gara. Con un po' di fortuna ho sfruttato i problemi delle altre vetture. Il problema è che c'ho Alonso con la McLaren che vuole superarmi. C'è anche Pippo Massa e Jenson Button e avversari tosti dietro. Ho 2 campioni mondiali e un vice campione del mondo. Attenzione alla McLaren, saranno 2 giri di fuoco adesso. In una gara che mi sta letteralmente sui maroni. Dai, come spingi? Devi spingere a cannone. Oh! Ok, Massa, come voleva tamponarmi Pippo Massa. Maledetto Pippo. Ho leggermente sbagliato qua. Vediamo le gomme. Le gomme sono messe malino. Mamma mia, non vedo l'ora di finire sta gara, veramente. Cioè, è una gara che mi... Quanti ritiri ho fatto a Silverstone in carriera. Ma già dei tempi di F1 97, proprio sta gara non si sa per quale motivo, ma in Formula 1 proprio mai vinto. Perfetto. Final lap, signori, final lap, come andiamo. Portiamo a casa punticini anche qua, dai, che sta portando a casa tanti punticini in questo periodo. No. Brutta inchiodata qua, brutta inchiodata. Mamma mia. Mamma che dura Fioi, mamma che dura Pippo. Pippo. Pippo tenta l'esternazzo. Il come si difende all'interno. Madonnina del signor. Va a vincere Sebastiano. Vittoria per il Seba. Sono molto contento per Vettel. Attenzione ancora Massa che ci prova. No. Mamma mia ragazzi. Mamma mia. Destruction Derby come andiamo. Mamma mia. Vedo che è aggressiva però. Già io sono pazzo con la loro aggressività, cioè. Gli incidenti sono dietro l'angolo e qua Massa fa l'impresa ma il come tiene. Anch'io a porco, anch'io. Bandiera a scacchi. Bandiera ad Arrigo Sacchi. Bandiera a scacchi. Buon 8º posto. Buono, buono. Bravo come. Magnifico risultato per Sebastian Vettel. Davvero una prestazione. Si è ritirato a Ricchione. Si è ritirato. Sì, davvero un'ottima performance, direi memorabile. Ok raga, siamo a 68 punti. Molto indietro Felipe Massa, ce lo papiamo Massa nel prossimo mondiale se non facciamo cagate. E qua siamo sempre quarti. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!